Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, benvenuti a quelli che ci stanno seguendo sulla Tenda TV e anche in streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito della Tenda TV. Benvenuti a questa serata preparata, organizzata dal Centro Diocesano Vocazioni in vista della 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, appunto, che celebreremo domenica prossima, 25 aprile. Do da subito il mio benvenuto anche a Rosanna Virgili, che attraverso il collegamento Zoom questa sera sarà con noi e spezzerà con noi la parola. Do il mio benvenuto anche a Maria Pia Fornasier, che ci presterà la sua voce per poter ascoltare e gustare alcuni brani della scrittura e alcuni altri passi. E do il mio benvenuto anche a Francesca Villanova, piccola apostola della carità che vive e opera alla nostra famiglia a Conegliano, membro segretaria anche della commissione del Centro Diocesano Vocazioni. A lei do subito la parola. Dopo questa introduzione alla serata e la presentazione del tema dell'annuale giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che celebreremo domenica prossima, la quarta di Pasqua, ascolteremo l'intervento di Rosanna Virgili, un commento ad una pagina della scrittura che ci aiuterà ad entrare nel tema scelto dall'Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale delle vocazioni. Nei mesi scorsi, come commissione del Centro Diocesano Vocazioni di Vittorio Veneto, ci siamo interrogati su cosa fosse necessario per la nostra Chiesa diocesana in questo territorio e in questo momento storico alla luce della tematica proposta. Ci siamo soffermati su 3 parole: armonia, insieme e legame. La prima, armonia, l'abbiamo vista come unità, bellezza, semplicità, armonia come possibilità di riportare pace e relazioni lì dove queste stanno venendo meno oppure sono proprio venute meno. Armonia come cura dei legami che svelano un Dio che conduce e infonde fiducia. La seconda parola, insieme. Solo insieme stiamo vedendo che forse si possono vincere alcune sfide. Solo insieme si possono raggiungere certi obiettivi. Passare da un paradigma dell'io a un paradigma del noi. Vedere e sentire la vita come polifonia di strumenti che solo insieme possiamo produrre un suono armonioso, melodioso. In fondo la vocazione emerge all'interno di una comunità cristiana come gli strumenti all'interno di un'orchestra. La terza parola, legame. Legame è costitutivo della persona e come tale ciascuno di noi non è concepito come un singolo ma sempre legato a qualcuno, quindi come un essere in relazione. Il legame stesso fa parte della vocazione, c'è bisogno di prendersi cura quindi delle relazioni e della vocazione di ciascuno. Da tutta questa riflessione ne sono nati vari sussidi, suggerimenti di preghiera proposti e sono scaricabili sul sito della diocesi. Ma soprattutto vorremmo dire che è nato questo incontro di riflessione di questa sera che ci può aiutare ad approfondire una tematica così importante. Grazie Francesca per averci introdotti in questa serata e anche un po' dentro alla tematica della giornata di preghiera per le vocazioni. Come già ricordavi, ogni anno l'Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale delle Vocazioni sceglie una tematica, un'immagine che faccia da sfondo alle varie attività che poi le singole diocesi propongono nel corso dell'anno e in vista della giornata. La santificazione è un cammino comunitario da fare a due.
Questa è la frase scelta per quest'anno, un'espressione di Papa Francesco, presa dalla Gaudete ed Exultate. Con questa affermazione quest'anno si è voluta sottolineare in particolare la dimensione comunitaria di ogni vocazione, mettendo in luce come la comunità cristiana sia all'origine di ogni chiamata e come poi l'armonia delle varie vocazioni contribuisca a costruire la comunione nella Chiesa, contribuisca a costruire la Chiesa. Da qui ne è nata l'immagine dell'orchestra, l'immagine che possiamo ammirare in questo momento, una rappresentazione creata da Valerio Chiola, un'orchestra, come possiamo vedere, fatta di diversi componenti, di tutte le età. Perché? Perché vocazione è tutta la vita e dice il fatto che siano tutte le età, dice che la fatica e la bellezza della comunità è creare l'armonia, la comunione nella differenza. Ciascuno suona il proprio strumento al ritmo del maestro, del direttore, e questo significa che ciascuno porta il proprio contributo a servizio della comunità. Il compimento della persona realizza la comunità. Potremmo dire niente di nuovo, certo sì, ma questa attenzione che quest'anno ci viene proposta è un'urgenza per il nostro tempo, un tempo caratterizzato da un forte individualismo. È una necessità per questo momento storico in cui ci troviamo, il contesto della pandemia. E qua, come non possiamo sentirci in sintonia anche con il cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana in questo anno. La rete non si spezzò, la rete delle relazioni non si spezza. Ed è una consapevolezza che la Chiesa ha fin dagli inizi, lo sentiremo tra poco grazie al commento che ci offrirà Rosanna. È una consapevolezza che la Chiesa ha espresso anche in un documento di qualche anno fa, del 1997, Nuove vocazioni per una nuova Europa, dal quale ora ascoltiamo questo breve passaggio. Allo Spirito Santo si addice anzitutto l'eterno protagonismo della comunione, che si riflette nell'icona della comunità ecclesiale, visibile attraverso la pluralità dei doni e dei ministeri. È proprio nello Spirito, infatti, che ogni cristiano scopre la sua assoluta originalità, l'unicità della sua chiamata e al tempo stesso la sua naturale e incancellabile tendenza all'unità. È nello Spirito che le vocazioni nella Chiesa sono tante e assieme sono una stessa unica vocazione, all'unità dell'amore e della testimonianza. È ancora l'azione dello Spirito che rende possibile la pluralità delle vocazioni nell'unità della struttura ecclesiale. Le vocazioni nella Chiesa sono necessarie nella loro varietà per realizzare la vocazione della Chiesa. E la vocazione della Chiesa, a sua volta, è quella di rendere possibili e praticabili le vocazioni della e nella Chiesa. Tutte le diverse vocazioni sono dunque protese verso la testimonianza dell'agape, verso l'annuncio di Cristo, unico Salvatore del mondo. Proprio questa è l'originalità della vocazione cristiana: far coincidere il compimento della persona con la realizzazione della comunità. Ciò vuol dire ancora una volta far prevalere la logica dell'amore su quella degli interessi privati, la logica della condivisione su quella dell'appropriazione narcisistica dei talenti. Grazie Maria Pia. Dopo la lettura di questo brano, a me il compito e la gioia di presentare una delle bibliste più attente nel panorama italiano. Dico attenta perché la sua voce è un'instancabile voce di diffusione biblica.
Rosanna Virgili vive a Roma, biblista, laureata in filosofia giovanissima all'Università di Urbino, poi in teologia alla Pontificia Università Lateranense e licenziata in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Tiene conferenze di carattere biblico in tutta Italia, online, da un anno a questa parte, e ha pubblicato tantissimi libri e non posso farne l'elenco, ma ci terrei a presentarvene due: i Vangeli, tradotti e commentati da 4 bibliste, e le lettere di Paolo, tradotte e commentate da 3 bibliste. Sono dei volumi che non dovrebbero mancare nelle vostre biblioteche. La ringraziamo infinitamente per aver accettato di essere qui con noi questa sera e di donarci il suo prezioso contributo. A te la parola, Rosanna. Buonasera e grazie di avermi invitata. Io volevo partire da un testo che forse meritava di essere letto, ma non importa, lo posso illustrare lo stesso. È il testo della Pentecoste, con cui inizia la grande avventura della vocazione della Chiesa. Per qualcuno inizia anche la stessa realtà della Chiesa, il giorno in cui accadono delle cose simboliche che diventano però davvero portanti poi nel loro significato. I simboli sono 2. Il giorno di Pentecoste c'è un fuoco che si posa, un fuoco che ha una unica radice, diciamo, che poi però Rosanna, scusa se ti interrompo un attimo, ma il brano lo ascoltiamo proprio dalla voce di Maria Pia prima che tu possa entrare dentro il vivo del brano. Mi ha dato la parola, io mi sono trovata. Scusaci, il bello della diretta è qui, quindi diamo la voce a Maria Pia che faccia risuonare in noi proprio il brano della prima Pentecoste. Ricordo anche che se qualcuno volesse intervenire nella pagina Facebook può lasciare qualche commento o qualche domanda che alla fine poi possiamo riprendere. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo?
Bene, ringrazio chi ha letto appunto questo testo miliare per la storia della Chiesa e ero giunta ad annunciare un grande simbolo, dicevo, che è quello del fuoco. Ecco, abbiamo sentito come da un unico fuoco si fossero poi moltiplicate diverse fiammelle e ognuna di esse fosse appunto, avesse trovato riposo sul capo dei discepoli. Dunque, si annuncia che cosa? Un mistero di unità e anche di pluralità. Un corpo unico che però poi si moltiplica in tanti corpi. Una fiamma appunto che contagia, che brucia senza consumare, che accende appunto di ispirazioni di cui appunto vedremo parlare molto in tutto il libro degli Atti. L'altro elemento è la parola. Abbiamo sentito dunque che dopo che queste fiammelle di fuoco si fossero posate sul capo e quindi possiamo immaginare fossero anche segno di qualcosa che illuminasse l'intelligenza dei discepoli, essi cominciarono a parlare. Dunque è ovvio che essi parlassero la lingua che conoscevano, la loro lingua madre. Noi supponiamo che fosse l'aramaico, perché Gesù stesso parlava l'aramaico e quindi immaginiamo che in quella regione l'ebraico ormai era un po' come il latino già nel nostro Medioevo, non si parlava più. Ecco, e quindi l'aramaico è un po' la lingua volgare, diciamo, rispetto no, al latino, quindi parlavano l'aramaico. Ma la cosa che colpisce, che stupisce, è che questo loro parlare si traducesse simultaneamente. Abbiamo sentito una teoria proprio di persone, abitanti di regioni fuori dalla Palestina, che sentivano nella loro lingua quanto gli apostoli dicevano, esprimevano in una lingua che ormai essi non conoscevano più, quelli che stavano appunto a sentire. Allora, ecco, questo è veramente il secondo grande simbolo, la parola, il fuoco e la parola. Allora vorrei utilizzare un'immagine così plastica e simbolica, anche simpatica, che viene usata da San Gregorio Magno nelle sue omelie su Ezechiele. Lui dice che la parola è qualcosa che attecchisce nella bocca, diciamo, di chi parla, o che viene agli occhi di chi legge come fosse una pietra. Allora, è una realtà così rigida, chiusa di per sé, che però ha bisogno di essere sfregata come una pietra focaia. Allora, San Gregorio dice, le parole diventano vive, diventano quindi strumenti di comunione nel momento in cui le pietre, che siamo tutti noi che abbiamo le parole e che le usiamo, che le leggiamo, che cerchiamo di porci in relazione con esse, quando noi ci avviciniamo gli uni agli altri, la parola dell'uno e la parola dell'altro si contagiano a vicenda e come se fossero pietre che vengono in contatto sprigionano una scintilla che poi diventa fuoco. È interessante. Cioè, che vuol dire? Che spesso noi utilizziamo le parole, ma esse non riescono davvero a creare tra noi legami. La parola del resto, tuttavia, è il mezzo che nella Bibbia più viene usato proprio per creare legami, per creare armonia, per stare insieme, secondo un po' le tre parole che voi avete utilizzato in questo periodo di riflessione sulle vocazioni. Ma non bastano perché appunto? Perché se non avviene un urto tra me e l'altro, tra la mia parola e la sua parola,
tra la mia identità e la sua identità, tra la mia individualità e quella dell'altro, è come se noi restassimo due pietre che se non si sfregano, diciamo così, a vicenda, se non vengono in contatto, non accendono quel fuoco che ci permette davvero di diventare persone in relazione. Questo fuoco è lo spirito. E quindi, diciamo così, la pietra focaia è tale perché appunto è visitata dallo spirito che le permette di diventare una roccia di fuoco. Ed ecco allora che ho messo un'altra parola, la parola roccia. Ecco, c'è un significato profondo a questa parola nel Nuovo Testamento, soprattutto naturalmente nella parabola utilizzata da Gesù alla fine del grande discorso della montagna, nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Gesù dice: bisogna fondare la casa sulla roccia. Ecco, allora paragona naturalmente la casa a una pietra, ma la roccia su cui bisogna fondare la casa, se si vuole che la casa regga alle varie tempeste, è la parola, è la mia parola. Ma abbiamo imparato un attimo fa, dal testo della Pentecoste, che la parola è come dire, un fondamento non individuale, è un fondamento che deve stare insieme a, come dire, che deve costituire una comunità, cioè la parola del Signore diventa la roccia della nostra vita e quindi della Chiesa se è una parola in comunione, se è formata da tante pietre che appunto venendo a contatto le une con le altre sprigionano un fuoco che poi diventa naturalmente una forza espansiva, una potenza diffusiva, quello che sarà nel libro degli Atti proprio l'anima missionaria della Chiesa. La Chiesa dunque si accende attraverso i legami che sono così espressi simbolicamente attraverso queste pietre che vengono a contatto e quindi accendono un fuoco, il fuoco che unisce poi tutte queste pietre e le rende viventi e le ammorbidisce fino a diventare di nuovo appunto come si può dire areiformi come la fiamma è il fuoco dello spirito. Allora così sono partita proprio con un esempio che magari potrebbe rimanere nella mente e anche potrebbe sprigionare immaginazione nelle persone giovani cui penso di star rivolgendomi. Ecco allora, immaginiamo e concludo con questo primo, diciamo così, motivo simbolico, dicendo che finché tutti noi abbiamo una radice di vita, che è la parola che Dio ci ha rivolto e, come dire, l'energia, i talenti di cui appunto si parlava poc'anzi, insomma tutti noi abbiamo una potenzialità che possiamo paragonare a una pietra. Quindi tutti noi possiamo essere naturalmente pietre su cui si fonderà una comunità, si fonderà una società, si fonderà una famiglia, si fonderà la Chiesa. Ma se queste pietre non vengono a contatto tra di loro, non diventano cioè pietre focaie e si rimangono davvero in gran parte non spese, la loro energia non può essere spesa se la pietra rimane da sola e rimangono anche spente, rimangono comunque opache, non possono partorire quella potenza necessaria davvero per realizzare la vita stessa di ognuno di noi, quindi la vita stessa di quella persona che si diceva poc'anzi si realizza comunque nella vita di tutta la comunità. Vorrei adesso raccontare invece un mito, visto che appunto noi parliamo di vocazioni, ma noi sappiamo che ogni vocazione è una chiamata, una vocazione. Ma chi ci chiama?
Chi ci chiama? Ci chiama la storia, ci chiama il presente. Il sacerdote appunto che ci guida ci ha detto che come dire, ci ha subito collocati nell'attualità. Dunque, se noi ci poniamo dinanzi alla urgenza di un servizio, è perché avvertiamo che appunto c'è una chiamata, avvertiamo una responsabilità. Ma appunto da quale pulpito, diciamo, da quale angolo della nostra vita o del mondo in cui viviamo, di ciò che possiamo percepire tra i suoni, diciamo, che possiamo attirare dall'esterno, ci chiama alla vocazione, cioè ci chiama a una missione, perché una vocazione è una missione, ci chiama a una realizzazione di noi, dei nostri sogni, perché una vocazione è anche una realizzazione di sogni. Ma insomma, da dove viene questa voce? Chi ci chiama? Certo, ci chiama il presente, ci chiama la storia, ci chiama come si può dire, ci chiamano le ferite dell'umanità, ci chiamano ad essere medici, ad essere infermieri, a consolare il dolore. Chi ci chiama? Il Signore. Ma il Signore a cosa ci chiama? E attraverso quali parole ci chiama il Signore? Beh, è ovvio che sia importantissima la memoria. La memoria. Se noi oggi ci sentiamo chiamati, faccio un esempio, no? Noi mi metto con tutti i giovani che sono qui, spero molti, numerosi in ascolto. Ecco, noi siamo chiamati oggi ad annunciare la fraternità nella nostra Europa. Già diciamo Europa, si è parlato appunto di Europa, perché i confini dell'Italia sono insomma piuttosto morbidi, ecco, no? Noi ci consideriamo comunque un popolo, una nazione all'interno di altre nazioni che sono in Europa. E non solo, naturalmente siamo chiamati anche a rispondere a quelle che sono le emergenze, le esigenze anche dell'Europa naturalmente, ma non solo, anche di ciò che sta intorno al nostro continente, gli altri continenti, l'Africa che è piuttosto vicina a noi italiani, l'Asia o l'America, eccetera. Ecco, noi siamo cittadini del mondo e quindi come tali veniamo chiamati. La Chiesa è una Chiesa universale e quindi come tale la Chiesa ci chiama. Dio poi, dice molto bene Papa Francesco nella Fratelli Tutti, è il padre di tutte le creature, quindi come dire, tutte le creature ci chiamano. Bene. Ma naturalmente la nostra vocazione si incanala sul solco di una memoria. Allora, è impossibile rispondere a una chiamata di esserci oggi in Europa senza la memoria di quello che è la nostra Europa. Ecco, parto proprio da qui. Perché appunto? Perché il libro degli Atti comincia con quel testo che abbiamo letto, con quella pietra focaia, che è la parola che si infiamma, cioè una parola che costruisce comunione, quindi diventa poi testimonianza di comunione, contagio di comunione, annuncio di fraternità, annuncio di salvezza, annuncio di gioia, che parte da Gerusalemme ma poi appunto si allarga allagando il mare Mediterraneo, paradossalmente, arrivando poi fino a Roma, perché l'ultima tappa del libro degli Atti è Roma e il piccolo appartamento dove Paolo annuncia appunto il Vangelo, il Kerigma. Bene, ma allora è importante avere la memoria per poter parlare oggi, per poter noi essere significativi come cristiani dentro la nostra civiltà europea, dobbiamo ricordare che cos'è la nostra civiltà e perché la fede cristiana è così importante nella nostra civiltà. Dunque c'è un mito che è più antico naturalmente del Nuovo Testamento, un mito greco che porta proprio la storia di una bellissima principessa che si chiama Europa. Dunque l'Europa non viene dall'Europa,
Ecco, voi siete veneti, quindi insomma i veneti sono stati i primi in Italia a promuovere la Liga Veneta. Mio marito è veneto, quindi suo zio era un grande fautore della Liga Veneta. Ecco, la Lega, no, lo spirito diciamo della Lega anche adesso, nonostante le cose siano cambiate, è diventata molto più sensibile a tutta come dire, la penisola, eccetera, a tutta l'Italia. Però ecco, come dire, nella Lega c'è un sentimento di esclusività. Ecco, spesso io ricordo negli anni passati, soprattutto adesso non più, la Lega diceva prima vengono gli italiani, poi tutti gli altri. Prima vengono anche no, i cristiani, poi le altre religioni. Ecco, non è possibile questo. Perché? Perché l'Europa stessa, pensate, non solo gli italiani, ma l'Europa stessa, da dove viene? Nel mito, quindi nella memoria, molto bella, viene dalla Fenicia. Ecco, noi siamo nati, noi europei, in Fenicia. Che cos'è la Fenicia? L'antica Fenice, Fenici, tutti voi sapete chi sono i Fenici. Grandi produttori di porpora, no? La porpora, ricordo a Venezia ci fu una mostra bellissima sui Fenici e sulla porpora, un po' di anni fa a Palazzo Grassi, parecchi anni fa. Ma insomma la Fenicia è quella fetta di terra che a sud, diciamo oggi sarebbe Israele, a nord sarebbe il Libano e poi anche parte della Siria, una fetta di terra appunto che si affaccia sul mar Mediterraneo. Allora il mito racconta che una bellissima principessa, figlia di Agenore, re della Fenicia e sorella di Cadmo, è venuto in mente, scusate, di raccontarvi questo mito, perché avete parlato di Armonia. Armonia è la sorella, Europa è la sorella di Cadmo, marito di Armonia. Quindi l'armonia è attraverso Cadmo e quindi attraverso Europa legata appunto al nostro continente. Ma insomma i miti, sapete, sono storie che raccontano fatti mai accaduti, ma che avvengono sempre, no? Che, dobbiamo decodificare i miti, cogliere il significato profondo. Allora, l'Europa viene dalla Fenicia, perché? Come dice il mito? Il mito racconta che Zeus, vedendo Dio, no? Sapete, dei greci, padre delle divinità greche, si innamora di questa fanciulla. Era un grande fedifraco Zeus, tradiva sua mogliera, a ogni piede sospinto, insomma, si innamorò di questa bella fanciulla e si trasformò addirittura in un toro bianco molto bello, e che appunto si pose questo toro là dove le fanciulle fenicie insieme ad Europa si portavano, appunto, giocavano, danzavano vicino al mar Mediterraneo. E vedendo questo toro bianco così, diciamo, anche dal pelo liscio, eccetera, le ragazze si misero ad accarezzarlo e persino Europa montò in groppa questo toro, insomma. Ma questo toro l'ha prese e non si fermò più, come dire, si mise proprio a galoppare sul mar Mediterraneo, vedete, sono tutti naturalmente racconti, no? Sono miti, e finché non arrivò all'isola di Creta. Ecco, e lì poi si rivelò essere Zeus, e quindi tolse da sé le vestigia del toro e ridiventò Zeus, il padre degli dei. È molto significativo questo mito, perché che cosa ci dice? Che noi europei veniamo da dove? Ma veniamo dalla Grecia, non solo dalla Grecia, veniamo perché Creta è un'isola, diciamo, considerata assolutamente, anche se insomma la civiltà cretese è precedente al tempo dello splendore della civiltà greca, ma noi lo collochiamo all'interno della grande cultura greca, quello di Creta, diciamo. Ma la Fenicia invece è vicino Oriente, sarebbe dove oggi c'è Israele, è già vicino Oriente. Da dove viene la nostra fede? La nostra fede cristiana, da dove viene? Dalla terra di Europa, originaria di Europa. Allora questo per noi è una cosa molto importante, perché? Perché pensate che quando Paolo comincia il suo viaggio verso Roma,
E dobbiamo dire che se Paolo non avesse fatto quel viaggio a Roma, forse noi oggi non saremmo qui, noi cristiani. C'è una storia, naturalmente. La fede cristiana non viene dall'Europa, la fede cristiana viene dalla vicino Oriente, viene dal sud del mondo, viene appunto dalla Palestina, al tempo dei Romani si chiamava così. Insomma, tutta la nostra civiltà viene dal bacino del Mediterraneo, e anche la nostra fede, e anche la fede cristiana. Il viaggio che Paolo fa verso Roma, in fondo proprio, come dire, trova una, non voglio dire che probabilmente lui parte da Antiochia di Siria, poi dopo no, da Cesarea, eccetera, ma al di là di questo c'è una tappa importantissima a Creta, che dice che cosa in fondo, simbolicamente, questo noi lo troviamo nel capitolo 27 del libro degli Atti, che dice che la nostra fede è una fede che, come si può dire, è intervenuta, la fede cristiana, sulla storia della nostra civiltà, sulla storia della nostra Europa, e c'è intervenuta proprio portando valori relativi a cosa? Valori non solo, diciamo così, eticamente molto grandi, che appartenevano a tutto il bacino del Mediterraneo. Pensiamo, non so, un valore molto grande che ha portato, per esempio, è il valore del diritto che si era prodotto nel mondo del Mediterraneo, e poi naturalmente farà grande anche Roma, ma c'era già, conosciamo le leggi di Mosè, ecco, per fare. Ma naturalmente il cristianesimo porta soprattutto un messaggio, il messaggio più grande che porta, e su questo messaggio in fondo nasce l'Europa, è quello dello sconfinamento tra individualità, cioè tra popoli chiusi. I popoli erano chiusi, le città erano chiuse. Esistevano anche nel mondo greco le polis, che erano città-stato, che vuol dire che avevano un'autoreferenzialità, erano chiuse in se stesse. Il cristianesimo, naturalmente, utilizzando le strutture di ogni tipo, politiche, le strade, il diritto di Roma, naturalmente dell'impero romano, il cristianesimo diffonde che cosa? L'universalità della, come si può dire, della convivenza umana, l'universalità, l'amore per i nemici, non solo l'amore per i propri amici, ma anche per gli altri. Gesù dirà, chi non ama i propri amici? Tutti amano i propri amici, ma qual è il proprium della fede cristiana? È appunto l'amore per i nemici. Chi sono i nemici? Nell'Antico Testamento i nemici erano gli stranieri, erano quelli che non appartenevano alla famiglia di Israele. Per molto tempo anche la legge di Mosè veniva applicata ad intra, non ad extra. Che voglio dire, i 10 comandamenti valevano ad intra, valevano dentro al loro popolo, non fuori, perché si potevano uccidere i nemici. Gesù arriva, sconfina le leggi di Mosè, e la legge meglio di Mosè, per dire che cosa? Che bisogna amare anche i nemici, che bisogna rompere il muro che c'è tra gli stranieri e gli indigeni, non solo tra io e te, tra me e te, d'accordo? Noi parliamo oggi di individuo, di individualismo, ma tra la mia famiglia e la tua, ma tra la mia pelle, il colore della mia pelle e quello della tua. Questa è la fede cristiana, perché la fede cristiana è l'annuncio di un incendio che prende da tante pietre separate, da tante parole che ci contraddistinguono e che solo unendosi accendono il fuoco davvero della fraternità universale. Noi oggi abbiamo la fortuna di avere l'enciclica
l'ultima enciclica di Papa Francesco, che ci spiega qual è la vocazione di tutti noi, anche di noi adulti, perché no, noi sappiamo che la vocazione ogni giorno non solo si rinnova, ma si trasforma, si trasforma. Rispondere alla vocazione non significa dire sì una volta sola e vivere quella vocazione in un modo, il primo anno in cui io entro in un monastero, oppure in cui io svolgo il mio servizio, ecco, quello, io farò sempre quello. No, perché? Perché la vocazione è come un fuoco, appunto. Voi potete immaginare che il fuoco abbia mai, come dicevano i filosofi greci, no? Mai la stessa fiamma, è impossibile. Quindi non c'è goccia d'acqua uguale all'altra, non c'è giorno uguale all'altro, non c'è quindi, come dire, incarnazione della nostra vocazione che non muti di giorno in giorno. Ma certamente, pensando agli anni della gioventù, quando si decide una direzione di vita, ecco, è una grande fortuna per chi oggi, no? Tutti loro, si trova nella giovane età, nel tempo proprio della decisione, avere uno strumento come la Fratelli Tutti, che appunto vi chiama, prima di tutto, a sognare in grande, a sognare in grande. E per la parola insieme vi consegna proprio il sogno. Papa Francesco dice: i sogni si costruiscono insieme. Quindi la vocazione è, come si può dire, è la pretesa che spero tutti i ragazzi oggi possano avere di sognare l'impossibile. L'impossibile diventerà possibile, il confine dei sogni sarà persino superato, ne verranno più grandi se saremo insieme. Se insieme appunto saremo queste pietre focaie, se insieme lasceremo che il fuoco dello spirito ci spinga con questo calore che ci dà dentro, il calore della comunione, il calore dell'altro, il calore del due o più, la roccia di essere insieme. Noi siamo fortificati dalla fraternità, siamo resi solidi da che cosa? Dalla, come si può dire, dall'apertura all'abbraccio verso gli altri. Non è la chiusura in noi stessi che ci rende solidi, anzi ci rende, dicevo prima, spenti come una pietra che rimane morta. Noi ci illudiamo che difendendoci dai legami con gli altri possiamo essere più forti. È un'illusione, è un inganno. Ecco allora che davvero siamo chiamati a cose grandi. Un'ultima proprio immagine, penso che ormai sì, ancora qualche minuto ce l'ho. Il viaggio, appunto, la vocazione è un viaggio. Si parte dunque con uno zainetto, immagine vorrei dare dello zainetto che uno mette appunto sulle spalle quando parte per questa chiamata, per rispondere alla chiamata di cui parlavamo. Allora, dentro che cosa mette prima di tutto? Dicevo, la memoria, la memoria, sapere che il mondo dove viviamo ci è stato consegnato, ci è stato consegnato come frutto di tante vocazioni che si sono spese. Mi sono riferita a Paolo, no? E naturalmente se non ci fosse stato il suo rischio, il cuore grande di Paolo, il pensare cose immense, il superare la paura. Paolo ha fatto naufragio più volte, Paolo veramente ha avuto una vita piena di avventure e disavventure, ma ha sempre superato la paura ed è andato oltre, e veramente Paolo è uno dei grandi autori della civiltà della nostra Europa, di una civiltà del diritto, una civiltà dell'amore, una civiltà della non violenza, una civiltà della pace, appunto. Allora noi dobbiamo pensare che abbiamo questa memoria, una memoria come una eredità. E allora come
dinanzi ad ogni eredità che portiamo nello zainetto, dobbiamo metterla a frutto. È come se avessimo appunto, no, un grande talento di memoria, tutto quello che ci è stato consegnato. Paolo direbbe tutto quello che abbiamo ricevuto e che però dobbiamo trasmettere. E per trasmetterlo dobbiamo spenderlo. Dobbiamo trovare il modo per, come dire, incontrarci con questa grande pietra della memoria e accendere fuochi nuovi, in modo che possiamo portare un plus valore, il nostro valore, quello che davvero spetta a noi costruire. Allora nello zainetto c'è la memoria, nello zainetto c'è la consegna che il Signore ci dà. Vi chiedo, il Signore chiese agli Apostoli e chiede a tutti noi di essere testimoni della sua resurrezione. Quindi nello zainetto dobbiamo mettere che cosa? La gioia, la festa, l'annuncio della vita. Dobbiamo mettere tutti quei farmaci, diciamo così, di consolazione che il Signore ci ha dato. Il Signore ha speso le sue mani per guarire, il Signore ha speso il suo sguardo per amare, il Signore si è lasciato commuovere fin nelle viscere per ridare la vita. Tutto questo noi ce l'abbiamo, È un'eredità che il Signore ci ha lasciato, l'eredità di aver visto che la morte può diventare vita, che l'ingiustizia può diventare invece diritto, che la violenza può diventare amore, che la guerra può diventare pace, che la proprietà, direbbe Papa Francesco, che riduce la proprietà di alcuni, esagerata, che riduce milioni di persone sul lastrico, può diventare invece un servizio sociale per tutti, che insomma le cose storte possono diventare dritte, le cose brutte possono diventare belle, che noi possiamo cambiare il mondo. E questa dunque è davvero, come dire, la grande eredità, no? che la parola ci lascia e che deve accendere in noi. Insieme possiamo farlo, banchetti davvero dove il fuoco può scaldare il cuore del mondo e naturalmente aprire la nostra vita al sorriso. Grazie. Grazie davvero Rosanna per queste immagini che ci ha consegnato questa sera. E mi colpiva soprattutto l'immagine della pietra, mi sono arrivati alcuni echi rispetto all'utilizzo proprio di queste immagini che ciascuno di noi è quella piccola pietra, che abbiamo bisogno di sfregarci un po', di entrare in contatto. E se permetti, l'immagine in questo momento è molto affascinante, però anche molto problematica. Il contatto, da un anno a questa parte, ci è chiesto di evitarlo. E allora penso, così mi permetto di chiedere come stare dentro a questo contatto che dobbiamo in qualche modo evitare, ma come non far venire meno il contatto tra i nostri cuori, tra i nostri volti, tra le nostre esistenze. Com'è che anche la parola che hai commentato ci può illuminare? Ti sei rivolta ai giovani, ecco, com'è che puoi illuminare un giovane, ma penso anche come puoi illuminare un adulto che una scelta di vita l'ha già fatta e giorno dopo giorno, come dicevi, rinnova la sua vocazione. Ecco, se puoi spezzare un attimino ancora un po' questa immagine molto bella della pietra focaia. Sì, molto volentieri. Credo che intanto dobbiamo essere grati alla tecnologia, perché nella mia esperienza di un anno e più, di tanti contatti, diciamo, che ho avuto
con i mezzi, questi mezzi, diciamo, su internet, online, ho potuto sperimentare una nuova intimità. Contattarsi non è soltanto e non è soprattutto garantito dal corpo. Ecco, no, l'immagine della pietra la trovo forte, perché noi possiamo, come dire, urtarci, ma non creare un fuoco. Il fuoco si sprigiona da dentro la pietra nel momento in cui incontra il cuore dell'altra pietra. Questo non è garantito dal fatto meramente fisico. Noi sappiamo come disgraziatamente tante persone che vivono anche, no, rapporti con il corpo esasperati siano terribilmente sole. Quindi davvero questo aspetto dello spirito, no, di cui ho parlato è fondamentale, perché comunicare nell'intimità è veramente un dono dello spirito. Noi possiamo vivere sotto lo stesso tetto, ma non comunicare tra noi. Anzi, le parole possono diventare talvolta dei muri. Allora, credo che questo periodo, se da una parte ha mortificato il nostro corpo, ha mortificato le nostre braccia, il nostro desiderio appunto di contatto fisico, dall'altra ci ha dato l'opportunità per recuperare la qualità della comunicazione. Non so perché, ma spesso nelle esperienze che ho fatto quest'anno ho sentito confidenze che credo da parte di persone che stavano sedute comodamente appunto sui divani di casa, che non avrebbero mai avuto il coraggio di fare in un'assemblea pubblica di presenza. Mi è capitato di partecipare a gruppi di 100 persone, o forse anche più, che sicuramente se fossero state dal vivo 100, 200, a volte anche di più, e non avrebbero avuto neanche la possibilità di parlare, che invece l'hanno fatto poi. Talvolta così riunioni che cominciavano alle 8:30 sono andate avanti fino a mezzanotte, perché la gente continuava a parlare, forse perché stando in casa, non vedendo tutte le altre persone, non si intimidiva, non so, ma penso questo e concludo, che come dice la cultura ebraica, no? Dice che le lettere dell'alfabeto sono il mondo nella cultura ebraica, diciamo, sono i pilastri del mondo. La prima lettera è afona, Aleph, non Au. E allora gli ebrei nel Medioevo commentano e dicono, invece la seconda lettera è Bet, con cui comincia la parola casa, Bait, sarebbe il mondo. Allora i commenti sono più o meno su questo. Il mondo e tutte le cose devono essere fasciate dal silenzio. Allora mi permetto di rispondere così e concludere. Sfruttiamo questo silenzio di questo periodo, cioè ascoltiamo il silenzio, lo dice molto, no? Anche appunto il maestro, no? Non so se va bene, non voglio diffondermi troppo, ma il silenzio è quello che permette alla musica di parlare. E allora credo che non sia stato un periodo negativo quello che abbiamo vissuto. Approfittiamo per qualificare i nostri contatti da oggi in poi. Grazie. Ora passo la parola a Francesca per un'altra sottolineatura. Grazie Rosanna per la tua freschezza, e le sollecitazioni sono state davvero tante, e vorrei riprendere la parola sconfinamento che tu hai sottolineato e rilanciarla chiedendoti dove vedi oggi l'urgenza di un nostro sconfinamento. Dove è urgente sconfinare oggi, non aver paura?
Dunque, ma prima di tutto direi proprio del futuro. Anche i ragazzi sono spesso come sì, spaventati proprio del futuro. Dove leggo questa paura del futuro? Nella paura di intrecciare legami, proprio in questo. Perché il futuro fa paura in quanto, ecco, non so cosa accadrà e quindi io non intreccio legami perché non so se poi ci sarà ancora l'altro. E voglio dire una cosa forse un po' fuori dal coro. Quando oggi noi analizziamo la crisi delle vocazioni, non solo in partenza, cioè non solo vogliamo dire non ci sono poche vocazioni, ma anche quando analizziamo le crisi effettive di chi già ha fatto delle scelte. Diciamo che questo dipende da una poca fiducia in se stessi. Diciamo, non mi sposo, ecco, i ragazzi non si sposano perché non sono sicuri di poter mantenere un impegno preso. Invece io penso a questo punto, ci ho riflettuto tanto, sì, sicuramente c'è anche questo, ma soprattutto c'è una scarsità di fiducia nell'altro, perché una vocazione è un legame con un altro. Mi sembra che i ragazzi, parto anche dai miei figli, insomma, considerando un po' quelli che ho più vicini, ma i miei studenti, hanno un desiderio grandissimo di legarsi, hanno un bisogno d'amore grandissimo, grandissimo. Il rapporto con i nonni certe volte veramente fa pensare, perché è come se ecco, trovassero nei nonni persone certe, presenze certe, no? Più dei genitori. Quindi questo no, anche fragilità della coppia oggi fa crescere nei ragazzi il bisogno dell'altro. Quindi quello che li blocca è la paura che l'altro venga meno, più che la paura di non farcela restare fedeli, la paura che l'altro, quella poca fiducia veramente nell'altro. Ed ecco allora che noi dobbiamo lavorare su questo. Io penso soprattutto questo, perché non penso che ci sia paura di sconfinare a livello di popoli, cioè i ragazzi si sentono tutti cittadini del mondo, sfido, cioè sono gli anziani magari che per ragioni economiche dicono ma no, i confini, no, non credo, i ragazzi non hanno paura del gruppo, degli amici, per esempio, anzi sì, sono molto generosi nei confronti del gruppo. E, ecco, mi fermo. Mi permetto di aggiungere, e se questo altro di cui avere fiducia è il Signore, quindi penso a una scelta di vita, a una vocazione al ministero ordinato, a una consacrazione religiosa o nell'istituto secolare, cosa fare? Qui siamo, come dire, abbiamo da una parte il gioco facile, dall'altra molto difficile. Abbiamo il gioco facile perché il Signore, noi l'abbiamo avuto. Chi è il Signore? Il tema è questo. Tutti noi abbiamo avuto il Signore attraverso la testimonianza, ne parlavo alla fine, degli Apostoli. Lui è andato via, è sceso al cielo, l'ha lasciati lì e loro dovevano... Quindi chi ha conosciuto, non so, Paolo in questo no, è un grande maestro, senza falsa modestia Paolo dice ai Galati, dice oh stupidi Galati, dice ma voi avete visto il Cristo crocifisso, che ero io,
Paolo parla di sé. Quando Paolo parla del Cristo crocifisso, parla di sé. Dice, ma voi l'avete visto? Dice, adesso seguite altre. Ecco, il tema è quello. È il tema, appunto, io partivo dalla memoria, no? E i ragazzi hanno bisogno di memoria e la memoria è la testimonianza. La paura del futuro e quindi dell'altro è perché non lo conosci bene. E allora qui la responsabilità sta sull'altra parte della vocazione, che è la comunità. L'altro è la comunità. Le vocazioni sono nella comunità. Noi vogliamo insegnare ai ragazzi, no, a vivere in comunità, ma la vocazione non ha senso se non nella comunità e nasce nella comunità. E quindi, come dire, a una vocazione tutti noi partecipiamo. La vocazione non è del ragazzo che entra in seminario e basta, è di tutti noi, la viviamo insieme a lui, perché è un gioco, no? di relazione, un gioco di... E quindi qui c'è la grande responsabilità della testimonianza di chi passa il testimone, di chi... quindi è vero, Gesù chiama, certo c'è sicuramente la preghiera, il rapporto personale con Gesù. Gesù passa attraverso tante cose, tante anche no, per dire da cose o da persone che non si dicono cristiane, che sono fuori per carità, o da vicende che noi possiamo vivere, però la responsabilità della Chiesa è forte rispetto a questa fiducia che un giovane ha bisogno di riporre nell'altro, che è anche il Signore, prima di tutto, anzi diremmo il Signore. Quindi sì, qui c'è una chiamata, come si può dire, no? Reciproca alla responsabilità della testimonianza. Grazie. È un modo per aiutarci, per tenere vivo, penso, quel fuoco, perché possa ardere attraverso la testimonianza della nostra gioia, del nostro vivere la Pasqua, di cui siamo chiamati proprio, come ci dicevi prima, ad essere testimoni con la nostra vita e con le nostre scelte di vita. Questo è il passaggio del testimone che siamo chiamati proprio a vivere. Il tempo è andato, l'oretta che ci eravamo proposti è passata, per cui andremo un po' verso la conclusione e mi permetto di fare alcuni ringraziamenti, innanzitutto alla Commissione del Centro Diocesano Vocazioni che ha preparato questa iniziativa e altre iniziative che vedremo nelle prossime settimane. Ringrazio molto Rosanna Virgili per la sua disponibilità, per la passione e l'entusiasmo che ci ha trasmesso e anche per le immagini davvero belle che ci ha lasciato per entrare dentro a questa Pentecoste, entrare dentro a questa armonia e a questo calore che deve contraddistinguere le nostre relazioni. Quindi davvero grazie Rosanna per la disponibilità e la presenza in mezzo a noi. Ringrazio Maria Pia Fornasier che ci ha donato la sua voce e che fra poco ci aiuterà a chiudere questo incontro con una preghiera. Ringrazio la Tenda TV, Federico e gli amici della Tenda TV. Ringrazio anche l'Azione Radio Palazzo Calli che in queste settimane diffonderanno le varie iniziative per la giornata di preghiera per le vocazioni e ringrazio anche tutti voi che avete partecipato a questa serata. Ricordo velocemente alcuni appuntamenti che ci vedranno ancora insieme prossimamente. Domenica nelle nostre comunità a pregare perché davvero questo fuoco rimanga vivo e la testimonianza che ciascuno di noi può portare aiuti ciascuno a vivere la propria vocazione nella comunità. Ci vogliamo davvero sentirci uniti e in un sostegno vicendevole. Ogni vocazione prega per la vocazione del fratello e questa penso sia la cosa più bella che ci rende forti, come diceva prima Rosanna.
L'appuntamento del rosario per le vocazioni nei prossimi mercoledì, a partire da mercoledì prossimo per tutto il mese di maggio, alle ore 20:30, proprio qui sulla Tenda TV, la preghiera del rosario per le vocazioni. Saremo in diretta da alcune zone della diocesi dove sono presenti religiosi e religiose, scusate, con una spiritualità particolarmente legata alla figura di San Giuseppe, che siamo nell'anno a lui dedicato. Il Papa ha dedicato il messaggio della giornata per le vocazioni proprio a San Giuseppe e lo ha definito il custode delle vocazioni. A lui vogliamo affidarci. In particolare mercoledì 5 maggio saremo nella chiesa di Santi Martino e Rosa a Conegliano, insieme al nostro Vescovo Corrado, insieme agli aderenti del Monastero Invisibile per un momento di preghiera corale. Un'altra iniziativa, lascio la parola a Francesca. Sulla scia dell'immagine e del tema della giornata mondiale per le vocazioni e della rubrica Le parole della vocazione che ci aveva accompagnato l'anno scorso, abbiamo pensato di dare voce e far conoscere l'armonia delle vocazioni presenti nel nostro territorio, nella nostra diocesi. Quindi abbiamo pensato a una rubrica, si intitola A due a due. È una rubrica di brevi video che usciranno il lunedì e il venerdì, iniziando da questo venerdì, il 23 aprile, e ci accompagneranno fino al 31 maggio. I video poi si potranno trovare sul sito della Tenda TV, come pure sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, sempre della Tenda TV. E così, prima di salutarci, ci uniamo in preghiera con la preghiera che è stata preparata dall'Ufficio Nazionale proprio per questa giornata di preghiera per le vocazioni. Ti lodiamo, Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell'uno legata alla vita dell'altro. Creandoci a tua immagine, hai depositato in noi questo anelito alla comunione e alla condivisione. Ci hai fatti per te e per andare con te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto. Ti lodiamo, Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell'uomo. Ravviva in noi la consapevolezza di essere in te un popolo di figlie e figli voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. Ti lodiamo, Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. Nella complessità di questo tempo, rendici pietre vive, costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, con la sua particolare vocazione, partecipa di quell'unica armonia che solo tu puoi comporre. Amen. Grazie per aver passato questa serata insieme con noi e buona serata ancora e buonanotte. Arrivederci nei prossimi appuntamenti. Grazie.